Fino a 250 litri di acqua al secondo sono stati recuperati dal torrente Senore in questo periodo di pioggia e convogliati nel lago Arancio. E questo è il risultato dei lavori che si stanno effettuando nelle tre traverse del corso d'acqua tra i comuni di San Luca di Sicilia in provincia di Agrigento e Contessa Entellina in provincia di Palermo. Le opere già programmate dalla cabina di regia contro l'emergenza idrica sono state curate dal Dipartimento regionale tecnico DRT e progettate dal Genio Civile di Agrigento. La durata prevista è di 3 mesi e il costo complessivo ammonta a 320.000 euro. Sono stati liberati inoltre i canali da detrici, vegetazioni che non ne permettevano più il funzionamento. In questo modo l'acqua del torrente che precedentemente veniva dispersa è stata captata e convogliata nella diga che potrà così accumulare maggiore risorsa idrica per uso irriguo. Con il flusso attuale si potranno convogliare fino a 500.000 metri cubi al mese verso l'invaso.